Per la 13ª giornata di promozione Girone A, al Piccardo di Borzoli va in scena una sfida dal sapore d'alta classifica. Sestrese e Legino. I verdestellati, reduci dal successo esterno sul Serraricò, confermano il loro momento positivo, presentandosi alla sfida odierna con il miglior attacco del campionato e forti delle 32 reti realizzate. Dall'altra parte i savonesi, vittoriosi nell'ultimo turno contro la Sampierdarenese, rispondono con la miglior difesa del girone, capace finora di concedere appena 11 gol. Arbitra l'incontro il signor Vranicic della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Ferrari e Cannella. Inizia la partita e la gara si accende immediatamente. Al primo minuto la Sestrese reclama subito per questo episodio in area ospite, ma il direttore di gara ben posizionato lascia correre. Rivediamo il tutto. Passano appena 3 minuti e i padroni di casa concretizzano la spinta iniziale con Repetto, che svetta più in alto di tutti e sblocca il match insaccandolo 1-0. Al 13esimo i verdestellati alzano ulteriormente il ritmo, andando vicinissimi al raddoppio con Andreoni, che gira così lo spiovente di Dotto. Gol del 2-0 che non tarda però ad arrivare. Al 16esimo infatti, ancora da calcio d'angolo, Repetto ci ha preso gusto. Anticipa di nuovo tutti e sul primo palo firma il raddoppio per i genovesi. I ragazzi di Mister Valmati volano sulle ali dell'entusiasmo e al 19esimo calano anche il tris. Lancio illuminante di Dotto, Agostini controlla e serve un cioccolatino alla corrente Bruzzone, che deve solo accompagnare in rete il pallone che vale il 3-0. Il Legino soffre molto le situazioni costruite dalla Sestrese da palla inattiva e al 24esimo arriva anche l'occasione per il poker. Vranicic punisce con il penalty questo contatto tra Andreoni e Damonte. Il fallo resta parzialmente fuori inquadratura, ma il direttore di gara non ha dubbi. Dal dischetto Mata respinge il tentativo di Repetto, numero 7 che però si avventa sulla ribattuta e con il suo terzo gol di giornata firma il 4-0 per i verdestellati. Alla mezz'ora Dotto continua a dettare i tempi in mezzo al campo e pesca in profondità Bruzzone, che prova lo scavetto su Mata, ma alla conclusione fa solo la barba al palo. Il primo squillo dei savonesi arriva al 43esimo. Pescio chiude il triangolo con Piacentini, che è arrivato sul fondo, crossa sul secondo palo per Damonte, numero 4 ospite che collide con il numero 4 locale, ma per il direttore di gara si può proseguire, mandando le squadre a riposo sul parziale di 4-0. Inizia il secondo tempo e Dotto prosegue con il suo repertorio di lanci lunghi, ma stavolta dai 50 metri alza la testa, vede Mata fuori dai pali e lo punisce con una parabola micidiale che vale addirittura la manita. Da qui in avanti la Sestrese amministra il 5-0 senza alzare più i giri del motore, ma trovando comunque spazio per altre 2 opportunità. Al 72esimo è buono l'inserimento di Agostini, che però a tu per tu col portiere si fa ipnotizzare. All'80esimo Garbellini pesca Trevisano nel cuore dell'area, ma il suo tentativo viene respinto dalla difesa. Nel finale il Legino reclama invano per questo intervento dubbio di Damonte su Tobia, che ne rivediamo grazie alle nostre immagini. Sestrese e Legino termina dunque sul risultato pirotecnico di 5-0 e prosegue la cavalcata dei verdestellati verso la vetta della classifica. I ragazzi di Mister Valmati conquistano altri 3 punti e salgono a quota 28 a -2 dalla capolista Praese. Notte fonda per i savonesi, che incassano il colpo, si leccano le ferite e si preparano a ricevere in casa la prossima giornata al Ponte Lungo.